per le mie creature, i miei gioielli, questo è un panere, questo è un centrocapo, e questo sono un paio di orecchini, la tecnica di quello grande, è sempre uno. Ho regalato una ragazza 3 anni fa, per lì, ho regalato un paio di orecchini di questo, quella è attrice, e stanno, l'altra volta ha recitato con questo orecchino, ora deve venire qua, una scarpa, si chiama scarpa da pelo, fatta di pelle di cinghiale, quelle che si usavano prima quando si andava in campagna, che si mettevano le fave, si metteva appresso l'arato, si metteva e con queste scarpe la terra non attaccava nei piedi, e si camminava lì leggero, stavano non c'erano allora, e c'erano queste le scarpe che si usavano in campagna. Quindi erano le scarpe invernali per andare al lavoro in campagna? D'inverno, non ce ne stavano prima. Con queste qua la terra non ci attaccava, si camminava lì leggero. E poi qui abbiamo il suo stand, tutto artigianale. Ha iniziato da piccolo ma sta portando avanti la passione anche adesso. La passione, fino a che io muoio, io la sera smetto alle 8 di preparare il materiale, di fare queste cose. Qui abbiamo altri cesti, guardate amici, che diventano dei souvenir. E poi la base del cesto diventa anche un sottopentola, eccolo lì, nella nostra bella Sicilia. E qui il gruppo folk ad animare questa giornata dedicata alla saga del Pinocchietto selvatico qui nel borgo di Bufi. O con il c'ave la panza, E la panza già di voi. io stanotte me non sognai. Ciao a tutti amici, la bella Sicilia e Onda TV. Voglio da bambina.